Noi non crediamo che la giustizia si riformi attraverso i tagli. Se c'era veramente una riforma della giustizia seria da fare, doveva partire dal personale. Chiudere i tribunali non è una riforma. I lavoratori della giustizia hanno protestato stamane a Venezia davanti a Palazzo Grimani, sede della Corte d'Appello, contro la soppressione del Tribunale di Bassano e di altre 19 sedi staccate sparse in tutto il Veneto. Il problema, osservano gli addetti ai lavori, è che non si può realizzare una vera riforma a costo zero. La protesta è per una riforma che noi non la condividiamo soprattutto perché taglia servizi importanti per i cittadini e abbandona parti del territorio veneto in questo caso, ma anche nazionale per quanto riguarda appunto la riforma in se stessa, toglie presidi di legalità nel territorio e noi questo non possiamo condividerlo. Riforma vuol dire modernizzare il sistema giudiziario, digitalizzare i processi, coprire le carenze di organico, generare insomma risparmi veri per una giustizia efficiente al servizio del cittadino. Il singolo cittadino non ha più il riferimento della sede locale, il riferimento del proprio tribunale, del giudice di pace, e quindi ha perso, secondo me, la giustizia ha perso questo punto di passaggio, cioè tra la sede centrale e la sede locale. Se si devono riorganizzare gli uffici, proseguono i manifestanti, questo va fatto mettendo al centro il servizio agli utenti e valorizzando le professionalità dei lavoratori. Per questo Ministero non solo si fanno le riforme a costo zero, ma non si fanno proprio le riforme, perché è l'unico Ministero nella pubblica amministrazione a non avere neanche attuato le procedure di riqualificazione, per cui il personale è penalizzato da oltre 25 anni.